Ore 10, una colonna di fumo nero visibile da chilometri si alza da un capannone di via Liguria a Saonara, da un'azienda che produce stand fieristici e da un deposito di pneumatici. Un fumo nero e denso, tanto da coprire il sole. Abbiamo capito che stavano facendo dei lavori sul tetto e sembra che per cause che dobbiamo accertare qualcosa sul tetto ha preso fuoco, è entrato all'interno del capannone e da lì gocciolando gocce appunto di plastica incendiata ha innescato l'incendio da una parte del capannone che poi si è propagato anche all'altra metà di capannone. Abbiamo subito allertato gli enti competenti, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri che sono subito giunti sul posto, stanno facendo tutti gli interventi di spegnimento del fuoco. Si sentono anche dei boati, i primi ad intervenire sono i dipendenti dell'azienda vicina, poi subito i soccorsi dei vigili del fuoco. Lo vedete, è una grande autobotte che porta molta acqua, perché è quella che è stata necessaria per spegnere questo incendio. Molte le squadre impegnate, arrivate da Padova chiaramente, ma anche da Rovigo, anche da Venezia, insomma è stata un intervento corale. È stata una sinergia forte di tutte le forze dell'ordine, i vigili naturalmente, tutte le forze dell'ordine, vedo anche la protezione civile, la polizia locale, sono intervenuti anche i vicini dell'azienda che sono stati i primi soccorritori. Più di 40 i pompieri intervenuti da tutte le province del Veneto. Subito si sono mossi i tecnici dell'ARPAV per monitorare lo stato dell'aria e dell'acqua. Il sindaco, in via precauzionale, ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad evitare di raccogliere gli ortaggi. Due persone sono state portate in ospedale per una leggera intossicazione da fumo. Il bilancio però poteva essere decisamente peggiore.